l'ultimo ma non ultimo della mia lista, che correrà con me, è Michele Bullo. Buonasera a tutti, mi chiamo Michele Bullo, quasi triventenne, essendo nato nel 1954, da 41 anni sono novara e dal 1973 ho iniziato a lavorare alla Paninetta, che poco più che 18enne. Ho continuato a lavorare formandomi in diversi settori. Per quanto riguardava i servizi affari generali, mi occupavo di spedizioni, di logistica, di problematiche con i vigili del fuoco, eccetera. Tutte cose che mi hanno portato ad avere dei contatti con delle persone e da questi ho appreso tante cose. Nel frattempo, con tutti i noti eventi che sono successi in Paninetta, mi sono dovuto rintentare più e più volte. Attualmente sempre lì, poiché io sono ancora lì, chi mi vuol vedere, mi vuol trovare, mi trova in quelli che sono gli ex locali della Paninetta, gestisco gli immobili e curo quindi tutte le manutenzioni, gli affitti con tutti i contratti e con le problematiche purtroppo che ci sono per quanto riguarda e il sistema produttivo e i sistemi di manutenzione. In tutto questo periodo le cose che mi sono diventate più care sono le mie personali esperienze che riesco a mettere in relazione alle persone. Con le persone mi piace dialogare e dove mi è possibile cercare di essere presente. Rosa Maria mi ha offerto questa opportunità, io l'ho presa al volo, per il semplice fatto che ho visto una tigre al comando di questo comune e con questa tigre penso che abbia il diritto di poter godere di quel lavoro che ha svolto. Ha fatto i miracoli, è una persona che si è spesa tantissimo e secondo il mio modesto parere merita un secondo mandato. Con tutte le mie forze, auguri veramente e sono sicuro di vincere.